Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura che quest'oggi dedicheremo come sempre a un tema di grande attualità. Parleremo di dazi tra Unione Europea e Stati Uniti, un tema di cui si sta parlando proprio in queste ore, in questi giorni, e per questo siamo in collegamento con l'onorevole Paolo De Castro, che è coordinatore tra l'altro della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. Grazie onorevole per essere oggi qui con noi e io le chiedo immediatamente come siamo arrivati a questa situazione. Voglio dire, eravamo messi bene col TTIP, con l'accordo transatlantico, col trattato transatlantico all'epoca, prima dell'avvento di Trump, mettiamola così, poi tutto è precipitato. Può farci un breve quadro su questo? Certamente l'avvento dell'amministrazione Trump con il suo approccio America First non ha aiutato le relazioni commerciali con l'Unione Europea, né tantomeno con tutti gli ambiti multilaterali dove c'è stata una regressione degli Stati Uniti, dalle Nazioni Unite, NATO, dovunque c'era un approccio multilaterale, WTO, c'è stato un passo indietro. Come si è arrivati a questo problema dei dazi? Sicuramente la causa è stata la disputa Airbus-Boeing, che si era nella prima fase conclusa con la condanna all'Unione Europea per gli aiuti dati all'industria dell'Airbus, che ha autorizzato di fatto gli Stati Uniti a imporre dazi commerciali ai prodotti europei. Dopo non molto tempo, analoga condanna è arrivata sempre dal WTO di Ginevra per gli aiuti che gli Stati Uniti hanno concesso alla Boeing, quindi di fatto ci hanno autorizzato poi a imporre dazi anche da parte europea alle merci americane. Per cui è nato questo ping pong drammatico, dico drammatico anche perché si è andato a concretizzare proprio sui prodotti alimentari che non c'entrano nulla ovviamente con l'Airbus e con la Boeing. L'agroalimentare ha fatto le spese in pratica di questa disputa. Purtroppo sì. Adesso però, e questa è la novità importante, Trump non c'è più e questa è una notizia importante, si ritorna all'amministrazione, dico si ritorna perché Joe Biden è stato per 8 anni il vicepresidente, il vice di Obama. Quindi si ritorna a un rapporto positivo, costruttivo tra alleati e da qui è nata la proposta che ho avanzato io in Commissione Agricoltura, ma che è stata fatta propria da tutta la Commissione con una lettera del nostro chair, del nostro presidente Norbert Linz al vicepresidente Dombrovskis, nonché commissario al commercio, al quale abbiamo chiesto di avanzare una richiesta formale di moratoria per 6 mesi. Che vuol dire? Vuol dire che sia da parte europea che da parte americana fermiamo tutti i dazi, blocchiamo tutto e apriamo un tavolo di discussione. Non è che i problemi non ci sono con gli Stati Uniti, è ovvio che ci sono, però quando si è tra alleati si mette intorno a un tavolo e si cerca di trovare soluzione ai problemi. Non si impongono dazi che evidentemente poi provocano una reazione uguale e contraria, creando difficoltà al commercio e danni assolutamente trasversali sia negli Stati Uniti che nell'Unione Europea. Quindi onorevole, questa lettera adesso è partita? Sì, la lettera nostra è già partita da tempo, già da 2 settimane. Stiamo in attesa che il Senato americano approvi le nomine che l'amministrazione Biden ha fatto, in particolare per quanto riguarda l'agricoltura, con il ministro Tom Vilsack, che torna a essere anche lui ministro dopo aver fatto il ministro con Obama per 8 anni, e al nuovo ministro per il commercio estero americano, quindi il responsabile del US Trade Representative, cioè di quello che è l'omologo al nostro Ministero del Commercio Estero, che è Gina Raimondo. Il nome ci fa ben sperare perché la responsabilità a un'italo-americana come Gina Raimondo magari metterà, io spero, un'ulteriore positività, mi auguro, alle relazioni commerciali con gli Stati Uniti, che spero siano improntate alla collaborazione. Poi, ripeto, i problemi ci sono, dobbiamo trovare soluzioni. E senta, onorevole, secondo lei adesso quali scenari potrebbero aprirsi? Ricordiamoci che il TTIP era arrivato a un buon punto, tutto sommato. E secondo lei è possibile ripartire da lì o da dove si potrà ripartire?
non credo che dire che era arrivato il TTIP a un buon punto è un po', diciamo, esagerato. no, così ottimista. Ecco, noi avevamo appena iniziato, mi ricordo bene anche perché ero relatore del Transatlantic Trade Investment Partnership. Però c'erano buone prospettive. C'era una buona prospettiva, nel senso che si era partiti con l'ipotesi di trovare un'intesa sulle principali questioni, però adesso la partita è ancora lontana dall'avere un tavolo con un accordo, con una bozza di accordo commerciale. Noi per il momento vogliamo cercare di sminare queste situazioni difficili, a partire dai dazi americani per i formaggi italiani, i vini francesi, l'olio spagnolo, quindi sminare questa situazione e avviare una discussione franca, come abbiamo fatto in altri casi dove appunto siamo venuti incontro alle richieste americane. Secondo lei, onorevole, mi scusi, secondo lei quali sono gli ostacoli più grandi che potrebbero paventarsi? Beh, diciamo strutturalmente è molto difficile questo tema nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Europa, perché dobbiamo ricordare sempre che Stati Uniti e Europa significa circa un terzo del commercio mondiale. Tutti gli anni tra Stati Uniti e Europa, adesso Covid a parte, noi scambiamo beni e servizi per oltre 700 miliardi di dollari, una cifra enorme. Di questi 700 miliardi di dollari scambiati, il saldo attivo, quindi nell'import-export, è europeo ed è un saldo attivo a favore dell'Europa che è andato negli anni sempre più crescendo e oggi supera i 100 miliardi di euro di saldo attivo per l'Europa. L'agroalimentare anch'esso ha un saldo attivo a favore dell'Europa, ma ovviamente di dimensione molto più piccola, anche quello di miliardi di dollari, però non certo 100. Però lei capisce che le condizioni per questo saldo attivo a favore dell'Europa nel settore agroalimentare sono quasi strutturali. Perché? Perché noi importiamo materie prime che poi trasformiamo dagli Stati Uniti, soia, mais, cotone, riso, mentre esportiamo prodotti finiti come vino, formaggio, pasta, olio, conserve, prodotti che sono sempre più richiesti dai consumatori americani, mentre le materie prime noi le possiamo importare anche da altri fornitori. Penso all'America Latina, per esempio, che sta prendendo un ruolo sempre più rilevante nelle esportazioni di soia, di mais e di altre importanti materie prime per l'agricoltura. Quindi strutturalmente noi siamo condannati a esportare di più e gli Stati Uniti a esportare di meno. E quindi la situazione non è facile, perciò c'è stata tutta questa disputa sulla carne Hilton, sulla quota Hilton, la carne di alta qualità americana, che noi abbiamo cercato di accontentare aumentando la quota di importazione europea, però stiamo parlando sempre di piccole quantità rispetto ai grandi numeri dell'agricoltura americana. Dobbiamo ricordare che oramai la superpotenza nel mondo esportatrice di prodotti agroalimentari è l'Europa, non sono più gli Stati Uniti. Noi abbiamo superato di gran lunga l'export agroalimentare europeo, ha superato di gran lunga l'export americano, l'export degli Stati Uniti. Quindi indubbiamente le difficoltà ci sono. Trovare degli equilibri però è necessario ed è lo sforzo che dobbiamo fare. Lei ha citato l'America Latina. A questo proposito ricordiamo che l'Unione Europea ha siglato o sta definendo importanti accordi commerciali con alcuni paesi. Ricordiamo per esempio il Canada, Singapore, il Giappone, i paesi sudamericani del Mercosur, il Messico. Il Mercosur c'è una discussione ancora abbastanza complessa e l'abbiamo chiuso col Messico. Speriamo oramai il Messico di votarlo a breve. È molto importante perché è un accordo che garantisce la tutela per un pacchetto di indicazioni geografiche molto ampio, quindi potrà essere usato come precedente anche per altri accordi. Perché ci sono posizioni così contrastanti in merito ai vantaggi o meno derivanti da un accordo commerciale? Tutti gli accordi commerciali si prestano a una lettura positiva o una lettura negativa e noi dobbiamo stare sempre prudenti. È chiaro che il rischio qual è? Il rischio è che l'agricoltura, che come dicevo anche nelle cifre che citavo prima, è sempre una parte minoritaria rispetto al grande business dell'industria manifatturiera e quindi il rischio è che sul vantaggio dell'industria manifatturiera, auto, macchine, meccanica, parti, eccetera, possa essere
messa in secondo piano l'interesse dell'agricoltura e dell'agroalimentare. Devo dire che in questi ultimi anni non è stato così, perché c'è stata un'attenzione, grazie anche alla crescita sempre maggiore che ha avuto il settore agroalimentare. Anche questo è importante ricordarlo per capire bene queste cifre. La dimensione dell'export europeo agroalimentare è primo in tutta l'industria manifatturiera, cioè vuol dire che l'Europa ha al primo posto come export, produzione, valore aggiunto e occupazione ha il settore agroalimentare. Quindi è un settore che ha un peso economico sempre più rilevante, se lo consideriamo tutto assieme, tutta la filiera ovviamente, non solo l'agricoltura ma anche l'industria di trasformazione. È evidente che di fronte a questi numeri, a questo peso, anche negli accordi commerciali si cerca di tener conto sempre di più di questo importante settore, cercando di venire a capo a tutte le controversie, tante, perché noi abbiamo degli standard di qualità che non ha nessuno nel mondo, degli standard sul benessere animale che non ha nessuno al mondo, e quindi è evidente che ci scontriamo sempre con questo grande tema della concorrenza sleale nelle importazioni di prodotti che non rispettano le norme europee. E senta, onorevole, andiamo in chiusura, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, non possiamo spendere due parole sulla Brexit, sempre sotto il profilo di quelli che potranno essere i rapporti commerciali tra Unione Europea e Gran Bretagna. In zona Cesarini, proprio negli ultimi giorni possibili, abbiamo evitato quello che sarebbe stato un disastro, cioè una Brexit senza accordo, un no deal. Averlo evitato, anche se dopo Natale, il 26, 27, 28 dicembre, oggi consente all'Europa e al Regno Unito di commerciare senza limiti tariffari e senza limiti contingenti. Vuol dire che non ci saranno dazi sulle nostre esportazioni e non ci saranno contingenti. Questo è un fatto estremamente positivo, ma questo non significa che tutto rimarrà come prima, però. È quello che noi continuiamo a dire sempre ai nostri rappresentanti a Bruxelles, tutti i nostri imprenditori preoccupati, che lo erano tantissimo prima dell'accordo, ma anche raggiunto l'accordo purtroppo si sta manifestando questa situazione difficile. Perché? Perché comunque dobbiamo prendere atto che il Regno Unito è diventato un paese terzo, quindi controlli doganali, quindi bolle, quindi tutta la burocrazia di un rapporto con un paese terzo, dove noi dobbiamo conoscere tutto del prodotto che entra e loro vogliono conoscere il prodotto che esce. Quindi è evidente che questo comporta costi burocratici, lentezze, file, difficoltà di approvvigionamento, tutte questioni che ovviamente in proporzione sono enormemente peggiori per loro di quanto non siano per l'Europa, però valgono anche per noi. Quindi comunque i nostri esportatori di Prosecco del Veneto oggi hanno un problema in più. Non c'è il blocco, non ci sono i contingenti, non ci sono tariffe, però comunque la burocrazia renderà più complicato commerciare con il Regno Unito rispetto al passato. Bene, onorevole, la ringrazio per averci fatto un po' il quadro, ci ritorneremo di sicuro perché è un argomento davvero interessante, vedremo che sviluppi poi ci saranno. Ringraziamo e salutiamo quindi l'onorevole Paolo De Castro, europarlamentare, coordinatore della Commissione Agricoltura dell'Europarlamento. Grazie davvero per essere stato nostro ospite quest'oggi. Grazie a voi, arrivederci. E un arrivederci a tutti, grazie, grazie.